La sua è una forza tranquilla, determinato, coraggioso, già sindaco e parlamentare. E chissà cosa gli riserverà il futuro. In alto le bandiere del Leone, sventolatele tutte! L'applauso per il figlio del Veneto, Alberto Stefani! Mi perdonerete un po' di emozione, questa è la prima volta che parlo da questo palco e per 20 anni, fin da bambino, sono stato su quel pratone con la mia bandiera, con la bandiera della mia regione in mano, perché questa è la Lega. Gli occhi del Veneto tutti per lui, per Alberto Stefani, sul palco di Pontida da vice segretario federale e candidato in pectore alla regione, anche se l'attesa investitura dal prato di Pontida non è stata ufficializzata. Il suo è il nome forte sul tavolo della trattativa tra il Carroccio e gli alleati di centrodestra, ma il confronto è ancora in corso e al raduno leghista spiega la sua idea di Lega, presente e futura, non senza qualche affondo a quelli che potrebbero diventare i suoi avversari nella corsa a Palazzo Balbi. Siamo la comunità che difende il lavoro, chi produce lavoro, chi tutela il lavoro, non come qualche altro movimento che nei programmi delle elezioni regionali sta lanciando il reddito di cittadinanza regionale. Queste sono offese per i territori come i nostri. Noi siamo la comunità di chi sa assumersi responsabilità, delle persone a cui la responsabilità non fa paura. La responsabilità non fa paura e chi lo ascolta lo interpreta come un impegno diretto in vista di un'eventuale candidatura. Sfilano sul palco di Pontida amministratori e ministri, ospiti stranieri come il francese Jordan Bardella. Si prende il palco parlando di immigrazione Roberto Vannacci. Filo conduttore lo sdegno e la reazione all'omicidio di Charlie Kirk, ma anche la questione guerra e armamenti. Il segretario Matteo Salvini chiede agli amministratori leghisti di depositare una mozione che ricordi che l'Italia ripudia la guerra e invita tutti alla mobilitazione del 14 febbraio. Sabato 14 febbraio, tutti insieme, protagonisti uno per uno della più grande manifestazione che si ricordi in difesa dei valori, dei diritti, dei confini e delle libertà della civiltà occidentale. Salvini che ricorda dal palco anche Giancarlo Gentilini. E il mio pensiero e il mio saluto a un grande leone, a un grande sceriffo, a un grande autonomista, Giancarlo Gentilini, che oggi sarebbe commosso dal vedere quanti leoni stanno sventolando sul prato di Pontida. I temi delle origini, decentralizzazione, autonomia, rischio islamizzazione dell'Europa. È Zaia l'unico a lanciare un messaggio politico agli alleati di centrodestra. Se il candidato alla presidenza del Veneto sarà un